Andiamo su all'ospizio. Buongiorno a tutti. Chucky. In questo video vedremo delle cose interessanti. Questo è l'immancabile Chucky. La meraviglia. Andiamo. Vedremo una vista panoramica tremenda delle rovine e la ex funivia abbandonata con delle chicche. Ma iniziamo. Quello che so è che qua la strada la tira dannatamente. Ragazzi, cose veramente belle. Adesso tra un po' siamo in Ruderi. Sentite, c'è nessun rumore. Un aereo. C'è il cane attento, quindi vuol dire che qualcosa lui ha sentito. Vediamo se aspettando un po' passa qualche bestia. Visto che bestie non ne abbiamo trovate, vediamo di andare avanti. Adesso qua arriviamo in cima alla salita. Ruderi, albergo, Spitz, 1104 metri. Adesso andiamo a vedere. E adesso mi domando, vedete le cose, qua sono i primi ruderi, sì. Vedete le piattaforme lì in cima? Questi sono i giochi per i bambini. Ma quale bambino deficiente va a giocare in cima lì? Cazzo che avrà 15 metri di volo. Sì, vabbè. Cioè, se un bambino si chiama Spider-Man o Superman, dico che va lì, va tanto, è basso. Fa volare come i merli. Va bene, dai, fa niente. Ecco. Ecco qua. Ok. Questi sono i segni delle fondamenta della struttura che c'era. Sembra più un casolto all'acacia, ma insomma. Eccole qua. Vedete lì? E dopo Bellissima vista panoramica. Ecco, questo è chiaramente un muro. Adesso vediamo cosa è scritto nel cartello, così ci facciamo un'idea di cosa c'era. E porta d'ingresso blindata. Qua messo. Chucky, vieni qui. Ok. Vieni qua, ti vedo un po' agitato. Non era piccolo, non era piccolo, era in cima, probabilmente gli alberi qua non c'erano. Se vediamo di che epoca si parla, così prima potreste fare due conti. Allora, il cartello è quello qua. Neanche il cartello è rimasto in piedi, ovviamente. Comunque, e qua era per far vedere che faceva qualcosa, chi lo sa. Ex rifugio dello Spitz, lapsus freudiano. Costituiva in meta privilegiata escursioni di forestieri che confluivano d'estate. Fu distrutto durante la seconda guerra mondiale, probabilmente dai tedeschi, per evitare che i partigiani utilizzassero come base le loro azioni. Sul retro della cartolina, quella lì che vedete a sinistra, che è del 1932, quindi devo capire da quando che c'è stato. Appena ritornati a passeggiata dello Spitz. Adesso andiamo alle antenne e poi andiamo a vedere anche qualcos'altro. Un'altra cosa che c'è da ste bande qua. Avanti. Eccole le antenne. E là. Vediamo tutto il toccolaio, c'è chi adesso. Qua è alto. Vediamo che cammina lì. Ciao. Oh, qua. I cani soffrono di vertigini. Anche a questo. Guarda che roba, Connetto. Vedo in alto a destra è l'avvicinamento alle antenne.
Questo è il Requaro, mitico Requaro. Ciao Cristian! E questo è Chucky, il super mitico Chucky. Sono sempre presenti, Chucky. Mettetevi la via. Ottima venta, ragazzi. Chucky. Ciao, Adesso andiamo verso i ruderi che io stavo cercando, sapevo che erano da questo io ste bande qua. intendevo. Guarda qua, guarda un po' qua. E infatti, Eccolo eccoli. qua, Chucky. Chissà cos'è sta roba. Boh. Ecco, questa struttura è chiaramente pericolante. Anche fa Però, schifo, potrò anche guardate buttarla giù fuori. che roba abbiamo trovato qui. Sotto è tutta puntellata. Ma certo, questo che è vietato. Guarda che roba. Beh, è venuto giù tutto, non c'è nulla che sia rimasto su. Guardate un po', mi metto fino a qui, non vado oltre perché è veramente pericoloso. Beh, adesso proviamo a tirare su sto drone e vediamo se si vede qualcosa dall'alto. Temo di no, perché con tutta la vegetazione che c'è si vede la mazza. In tal caso diamo un occhio in giro. Siamo proprio in mezzo ai boschi, non si vede niente. Zero. Allora ci guardiamo un po' intorno. Vi lascio 2 minuti al drone perché mi fa giusto, insomma. Ecco, quello lì è la costa dove siamo passati. La costa, spartiacque lì. Come cacchio si chiama? Siamo andati lì fino alle antenne. Sto guardando se si vede il sentiero, ma non si vede niente neanche qui. Proprio a piangere. Ecco le lampade. Il punto panoramico di questo adesso. Ecco, un altro luogo che è stato chiuso, ma porcaccia la miseria. Questo qua, potevo farmi uno spritz Ah sì, e invece è stato chiuso. no, troveremo una No, chicca tu- veramente divertente. Chiuso, Questa io non me chiuso. l'aspettavo, ma neanche. È un bellissimo baretto e qua si entra più. Guarda. Che disastro. Tutto deserto. No, è possibile, non è possibile. Beh, sto cartello qua è abbastanza raccapricciante, cioè, non è questa la chicca, eh. Lì c'è scritto di non lasciare i gatti, non abbandonarli qua perché Che morirebbero c'era di della stenti. brava gente Bravi, bravi. che lasciava i gatti qua. Brave persone. Cioè. Vabbè, andiamo avanti. Attenti qua, ragazzi. Attenti qua, perché questa Mini bar automatico. Sto qua mini bisogna che lo bar vediamo. automatico, cioè manca il bar a Requaro 1000 e cosa Mini bar mettono? automatico senza spritz. È tutto chiuso, è tutto chiuso. Guarda che C'è una stai, c'è un porta piccolo aperta. rifugietto qua. In una seggiovia chiusa. Dove è uno? Guarda cosa hanno fatto. Oh, una macchinetta che Guarda che distribuisce. Ah, L'ho visto, questa l'ho poi. visto, l'ho visto. Cioè, lì si volta via, ragazzi. Il Sono distributore automatico qua ci ha disegnato uno spritz, invece è un tè. Beh, insomma, chinotto, ok, che sta. C'è un cazzo di niente, Porca uno viene lì a prendersi il miseria. tè. Andiamo. Questa è Adesso adesso vediamo dall'alto questa struttura qua che era veramente bellissima una volta.
Adesso vi passo le immagini, poi chiudiamo sto video, se no sono tocca andare in bagno subito. Questa è l'arrivo della seggiovia. Ecco lì, guardate qua, l'ovovia in realtà, che ovviamente è stata dismessa. Eccolo lo chalet. Questo qua è lo chalet. Sotto c'è un bel tavolino e dentro un bel caminetto. Adesso è tutto andato a quel paese. Un bel piazzale. Eccoci qua all'arrivo della funivia, mitica funivia. Vediamo se riusciamo a vedere qualche salto nel vuoto. Eccola lì, guardate dove volava questa funivia. Veramente si congelavano gli attributi quando si passava di lì. Poi si fermava, ballava tutto per il vento. E qua si torna verso la base. Ragazzi, se vi è piaciuto sto video iscrivetevi, iscrivetevi, fatemelo sapere che ve ne facciate. Mi sto divertendo un sacco. Un saluto da Chucky. Un saluto a tutti da Chucky.